Apertura dell'anno sociale del Sor Optimist di Agrigento ieri sera con la cerimonia di passaggio della campana. Ian Simpanen passa il testimone ad Olga Milano, che è la nuova presidente. Un biennio, quello trascorso, che ha registrato una fervida attività e che ha inciso molto sul territorio, si chiude e lascia spazio ad un altro, il nuovo, che si annuncia pieno di entusiasmo, di idee e progetti. Un'esperienza molto ricca, abbiamo lavorato sempre per dare sempre una maggiore aderenza sul territorio con le nostre iniziative che hanno dato l'opportunità alle donne ma anche alle bambine, alle giovani donne, alle giovani generazioni di partecipare e di essere proprio i protagonisti delle nostre iniziative. Abbiamo coinvolto degli studenti delle scuole superiori e delle studentesse in modo particolare per incoraggiarle ad intraprendere delle carriere STEM. Abbiamo coinvolto dei bambini nei nostri progetti, nei nostri laboratori presso la biblioteca comunale La Rocca, favolando, leggere, giocando, o anche per immergerli nella memoria del gioco povero siciliano. Abbiamo informato diverse fasce di età delle donne sui pericoli delle malattie cardiovascolari con l'iniziativa Si parla di cuore. Abbiamo lavorato davvero a tutto tondo per non dimenticare quell'esperienza incredibile si sostiene in carcere, ovvero la realizzazione di una compagnia teatrale integrata e lo spettacolo Le brutte anatroccole, che ha visto come protagoniste 18 detenute con l'attiva partecipazione delle nostre socie e alla fine la meravigliosa soddisfazione di poter consegnare loro un attestato di partecipazione a un corso di formazione per animatrici ludico-teatrali. Quindi penso di aver detto quali sono stati i momenti più significativi, ma ce ne sono stati altri perché abbiamo sempre lavorato in rete con altre associazioni e club service o con altri Sor Optimist Club a livello nazionale, con l'amministrazione comunale, con l'ospedale, insomma un club attivo e, come mi piace sempre definirlo, un club proattivo. Beh, sarà un biennio sicuramente di continuità rispetto agli altri bienni, per cui daremo continuità ai progetti già avviati con grande entusiasmo, con grande forza già dalla nostra past president oramai Iana, e ancora avremo altri progetti. Ci sarà appunto Agrigento 2020, poi avremo ancora progetti sul sostegno alla genitorialità, sull'educazione della parità di genere, ma ancora appunto sul contrasto alla violenza di genere, che questo è uno degli aspetti più importanti, e ancora tanto altro. Come si accosta a svolgere questo nuovo compito? Con profonda emozione, però anche con passione. Sento veramente che nel corso di questi mesi, no, di preparazione per questo momento, per questo evento, è cresciuta dentro me questa passione, questa voglia, no, di essere, ma soprattutto di essere insieme alle socie, perché comunque siamo un club service, un club di donne dove insieme lavoriamo per portare avanti quella che è una promozione del territorio e soprattutto dei soggetti più fragili.